ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Incidente mortale lungo la strada statale 114 Catania-Siracusa all'altezza del ristorante Torero nel territorio catanese. La vittima è un lentinese di 57 anni, Alfredo Floridia, ingegnere e docente di matematica all'Istituto Vittorini Gorgia. Secondo i primi accertamenti l'uomo viaggiava in sella alla sua bici quando, per cause ancora da accertare, sarebbe stato travolto in pieno da un'automobile in corsa. La cronaca: i carabinieri a Catania hanno rinvenuto in un locale destinato alla raccolta dei terminali della rete fognaria di 2 scale di una stessa palazzina 5 fucili da caccia, una pistola mitragliatrice di provenienza cecoslovacca, una pistola modificata, munizioni di vario calibro e circa 6 kg di hashish suddiviso in panetti. Arrestato un 35enne. Monta la protesta della polizia penitenziaria in servizio a Favignana, in provincia di Trapani, al centro del mirino soprattutto la modifica degli orari degli aliscafi per l'isola e la soppressione di altre corse. I nostri colleghi, denuncia il segretario regionale dell'organizzazione sindacale Gioacchino Veneziano, già subiscono il sacrificio di operare in una sede disagiata. Ora, con la modifica e con la cancellazione di corse marittime, saranno ancora più penalizzati. Costa di più non fare il ponte sullo stretto che farlo. Nel corso di questi 5 anni far partire il cantiere è uno dei miei obiettivi e creerebbe oltre 100.000 posti di lavoro. Lo ha dichiarato durante una registrazione di Porta a Porta che andrà in onda questa sera il vice premier e ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili Matteo Salvini. Il trasbordo via traghetto, oltre a inquinamento e perdita di tempo, in un anno costa a siciliani e calabresi più del ponte, ha spiegato. Intanto grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.